Appuntamenti in agenda per sabato 4 aprile, mercatino del libro usato a Sestri Levante dalle 9 alle 12:30 in Corso Colombo 50. Ci sarà la possibilità di prendere uno o più libri preparati dalle volontarie in cambio di un'offerta che sarà devoluta al sistema bibliotecario urbano per l'acquisto di nuovi libri. Vacanze di Pasqua sulle piste da sci a Santo Stefano d'Aveto sino a domenica, impianti di risalita aperti e possibilità di sosta ai rifugi. Pasqua al Museo a Santa Margherita Ligure, dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 18, Villa Durazzo aprirà le sue porte alle visite. Sarà possibile ammirare gli appartamenti del piano nobile, ammirare la quadreria del 600 Ligure, i raffinati arredi e lo spettacolare panorama sul golfo. Alle 10 ritrova la foce del Fiumentella lato Lavagna per la camminata metabolica organizzata dall'associazione Bricchi de Ma. Il percorso sino in prossimità alle vie dell'Acqua San Salvatore e ritorno. I partecipanti saranno guidati con cuffia wireless per vivere un'esperienza intima e profonda. Pasqua in volo a Rapallo. La Croce Bianca Rapallese organizza 3 giornate in cui si potrà sorvolare a bordo dell'elicottero Rapallo e il Golfo del Tiguglio. Il ricavato servirà a sostenere le attività dell'ente. Il decollo da Piazza Marconi dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30. Prosegue a Palazzo Rocca Chiavari la mostra Non si può morire per $1 dedicata ad Amadeo Peter Giannini, un'occasione per scoprire la figura del fondatore della Bank of Italy. Gli orari dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. A Riva Trigoso sarà inaugurato il monumento ai donatori di sangue. Alle 11, nelle vicinanze della Biblioteca del Mare, lato fiume, si svolgerà la cerimonia organizzata dall'Avis comunale. L'opera è dell'artista e ceramista Alfredo Gioventù. Dalle 11 a mezzanotte all'interno dell'ex convento dell'Annunziata a Sestri Levante sarà ospitato l'evento Deal Day, giornata dedicata alla cultura dell'abbigliamento, accessori e creatività locale, uno spazio per brand emergenti e affermati. L'ingresso è libero. Sulle rotte del Corallo, storia di pescatori margheritini dalla Sardegna del Settecento, sarà il tema della conferenza di Filippo Astori, docente di ricerca di storia, beni culturali e studi internazionali all'Università di Cagliari. L'appuntamento alle 16:30 nello spazio aperto di Santa Margherita Ligure.